Ok, allora signori e signori, buongiorno, siamo arrivati alla seconda puntata dei nostri vini sardi nel mondo. Siamo all'aeroporto di Milano Malpensa, come potete vedere siamo pronti a partire, stiamo guardando qui in mezzo a tutti questi vini che ci sono, come potete vedere, ce ne sono anche qua, vabbè, adesso non ve li possiamo far vedere tutti perché sono comunque tanti, perché l'aeroporto è grande, e c'è di tutto, c'è il Solomeo, il Shiraz, il Chianti, il Nizza, il Barolo, il Barbera d'Alba, ci sono i vini portoghesi, non c'è il vino sardo, è una cosa incredibile, ma possibile che il miglior offerente dei vini sardi sia come al solito zio Gavino di Ortacesus. Non riusciamo a vendere un tubo, vi dovreste vergognare, la Sardegna non la conosce nessuno. Ok, vi saluto.